Scorrazza in pieno giorno lungo l'argine del tronco maestro a Padova. Fa impressione l'immagine di questo topo, non l'unico in centro storico, come segnalano i residenti che si sono rivolti al comune. Questa foto è stata scattata in via Boccalerie, quest'ultima in via Squarcione. Foto inviate da chi vive qui all'ex consigliera comunale Wanda Pellizzari. E la situazione è veramente in questi ultimi tempi molto grave, degrado e soprattutto anche sporcizia, soprattutto anche pericolosità. Purtroppo abbiamo i topi che girano indisturbati in pieno centro della città. Il caldo torrido di quest'estate 2024 ha sicuramente creato una situazione favorevole, ma alcuni residenti puntano il dito anche sui cantieri aperti in varie zone della città. Un'area molto delicata resta quella del Salone. Nel frattempo è stata scritta una mail al Comune e ad APS in cui si chiede che venga sistemato l'alveo del tronco maestro invaso dalle erbacce. Sono stata contattata 2 giorni fa da alcuni di questi residenti che insomma mi conoscono, mi hanno detto Wanda, guarda che noi vogliamo scrivere una mail al Comune, all'amministrazione comunale proprio per denunciare quella che è la situazione del tronco maestro che poi voi avete adesso documentato con le fotografie ed è una situazione gravissima. Appunto avete visto proprio orora il topo che corre, quindi insomma la situazione è grave.